Ciao raga, bentornati nel canale. E oggi è sabato e siamo in partenza per Farra di Soligo. Siamo in un'area di sosta, infatti se sentite casino è per quello. Mi sono dimenticato di fare la intro e allora ci siamo fermati per far colazione e ne ho approfittato. Adesso riprendiamo col viaggio e ci vediamo là che facciamo la prova percorso. Ragazzuoli, l'ultima clip era stata in area di servizio. Siamo arrivati a Farra di Soligo, adesso siamo qui che stiamo andando in cerca del percorso, abbiamo mangiato un paninetto e niente dai, adesso ci scaldiamo un attimo e poi vi faccio vedere qualche clip del percorso, ecco, tanto per studiarcelo un po'. Ragazzi, ho appena fatto un giro, devo dire c'è leggermente salita. Ma proprio poca. Grazie. Allora ragazzi, percorso provato, è bello, veramente bello, è durissimo perché sono tutti rilanci, salite ripidissime e molto selettivo, ecco, come percorso. I punti tecnici sono belli, studiati, nel senso non è tecnico perché ti dicono vai giù dritto dalla montagna, ecco, cioè sono punti scelti e costruiti sicuramente dove ci hanno lavorato, quindi bravi. E niente dai, la situazione è un po' grave, nel senso che io sono cotto, ma proprio tanto, e io ho il problema che il sonno per me è fondamentale e se non riesco a dormire, cioè proprio sono KO. Adesso sto pedalando, ho 106 battiti, quindi sono proprio morto. Spero che venga un po', come dire, una specie di miracolo stanotte dormendo e di riuscire a recuperare abbastanza, perché se no su un percorso così se ti pianti perché salti sei finito. Qua le macchine come al solito aspettano che io inizi a accendere la GoPro per cominciare a passare. Non è passato nessuno per 10 minuti. Vabbè dai, adesso vado in furgone
in camper, mangio qualcosa, un po' di recovery, mi faccio una doccia, gambe alte e vediamo, facciamo il possibile per recuperare per domani. Allora ragazzi, c'è stato un cambio di setup, nel senso che prima avevo su questa ruota qui e ho preferito mettere su questa che è uguale, identica, solo che come vedete ha una gomma da fango bella tassellata, mentre questa ha una gomma da asciutto finita praticamente. E vabbè, l'estetica non è proprio il massimo, ma insomma secondo me è meglio così, perché domani ci saranno dei punti dove si scivolerà dietro. Invece davanti tengo questa che ha sempre il Recon Race, però il tassello non è male, quindi in mezzo scorre e di fianco ha una bella presa in curva. Ragazzi, scusate la qualità se non è il massimo, ma c'è poca luce, quindi sgrana un po' la videocamera qua del telefono. E abbiamo mangiato, abbiamo sistemato la bici, come avete visto ho montato la gomma da fango tassellata perché ci sono dei guadi e subito dopo degli strappi. Ho visto che col passare dei giri, già solo provando con poche persone che giravano, e le ruote portavano su acqua nello strappo e quindi si scivolava, e ho paura che, siccome domani saremo in tanti, che si crei del fango proprio e non si vada più su, quindi ho preferito insomma tenere una ruota che scorre davanti e una gomma un po' più tassellata dietro. Niente, dai, abbiamo mangiato, adesso sono veramente cotto, come si può vedere dalle mie occhiaie, e sono le 8:30, ma mi sa che adesso mi lavo i denti e con calma vado a letto, quindi ci vediamo domani mattina e niente, dai, buonanotte. Buongiorno, le bici ci sono ancora, quindi mi tocca far fatica. Il tempo neanche male, sembrava dovesse piovere ieri sera, però vabbè, vado a fare colazione. Mi sono fermato ieri a farti segno, poi là. Ragazzuoli, sto preparando tutto qua, adesso mi cambio, finisco di cambiarmi, vado a fare riscaldamento e poi ci vediamo dopo. Bisogna un attimo di concentrarmi adesso. Ecco il fischio di partenza, il via quindi per la categoria Open maschile che vede Elite Hammer 3, Elite Master Sport, i numeri da 96 a 515, 96 Savi, 97 guida la Veneto Cup Toffoli Cristian, davanti a Piviero e Fantini. Categoria Master 3, la meno numerosa ma ben assortita, guida la classifica Veneto Cup il numero 156 Rudy Zanussi con il 100 Renato Alessio. Questi i Master 3 sempre a 4 giri. Abbiamo qualche problema sicuramente. 1 minuto e 13. Dai Giacomo! Dai, 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 è scaminato Francesco nelle Master Woman e la Soligo Deborah davanti a... Ragazzi, la gara è finita, sono finito anche io e devo dire alla fine l'ho gestita bene, sono partito un po' con calma e ho fatto 3 giri piano e dopo piano, ho mantenuto quello che era il primo giro
e l'ultimo giro ho migliorato il miglior giro di 30 secondi, quindi ho fatto il giro più veloce all'ultimo, che non è male, vuol dire che mi sono gestito bene. Ho voluto evitare fuorigiri sulla prima salita e niente, sono caduto 4 volte sullo stesso punto ogni giro e vabbè, e ho fatto bene a cambiare la ruota dietro perché si scivolava, c'erano punti con un po' di fango, e davanti invece avevo lasciato quella da asciutto che andava bene per quasi tutto il percorso, però per quei punti lì dove era un po' infangato con qualche radice umida sarebbe stato meglio una gomma un po' più tassellata, ecco. Però va bene, non mi sono fatto niente, sono scivolato e mi avete fatto il tifo in tanti, sono felice, siete una figata, anche con le motoseghe così, è stato veramente veramente figo. E niente, dai, sono arrivato 15° under e quindi non malissimo, però sinceramente speravo meglio, e vediamo se riesco domenica prossima al regionale a fare qualcosa in più, ecco. Ho fatto 173 battiti medi, come al solito il cuore si abbassa all'ultimo giro, però le gambe vanno di più e non so se sia una questione di testa o cose così, insomma, e quando si abbassa il cuore vado di più. E niente, dai, cercherò di lavorare un po' nei punti dove ho visto che perdo più terreno. E bene, dai, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi sui social. Saluto Simone Pederiva che mi ha detto che voleva essere in questo vlog, ma non so se ci sarà, penso di sì, spero di sì. Qualche clip mi hanno detto che l'hanno registrata, quindi lo saluto, lo ringrazio perché ha tirato fuori un bel percorso, un vero cross country pieno di strappi e tecnico. E niente, ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi.